Soccorsi stamani in Pakistan a oltre 5.000 metri, 4 alpinisti veneti travolti ieri da una valanga nella quale ha perso la vita una guida pakistana. Il capo spedizione: più delle fratture fa male la perdita del nostro compagno. Sempre più infuocata la polemica sul futuro delle grandi navi a Venezia. Sull'ipotesi Marghera il Ministero ribadisce nessun progetto. L'ex ministro del Rio Aring, Toninelli, dice bugie. Bimbo di appena un mese muore dopo l'ultima poppata, tragedia nel Trevigiano, esame autoptico per capire cos'è accaduto al piccolo. Tocca inavvertitamente dei fili elettrici scoperti mentre innaffia i fiori in giardino. 74enne padovana muore folgorata, il corpo trovato dalla figlia. Treviso in paradiso, la De Longhi batte Capo d'Orlando e dopo 7 anni il capoluogo della Marca torna in Serie A1, esplode la gioia in città. Ma la festa non è finita, in piazzale Burchellati stasera l'abbraccio della città alla squadra, puntata speciale di 20 e 10 per seguire l'evento e alle 21:30 rivivremo le emozioni di gara 3. Un libro di testo delle superiori mette il fiume Piave a Bassano con foto del Ponte Vecchio e l'assessore regionale all'istruzione Donazzan fa fuoco e fiamme chiedendo il ritiro del volume. Buonasera e ben ritrovati con le notizie dal Veneto. In primo piano dunque le condizioni dei 4 veneti della spedizione in Pakistan salvati oggi dai soccorsi dopo la drammatica valanga da cui erano stati travolti ieri. Gli ultimi aggiornamenti con le parole del nipote del capo spedizione Tarcisio Bellò, in continuo contatto con lo zio a Quinto Vicentino. Stanno bene, hanno già postato le loro foto su Facebook dall'ospedale militare di Gilgit in Nord Pakistan, dove sono stati ricoverati da stamane i 4 alpinisti veneti. Tarcisio Bellò di Quinto Vicentino, che ha riportato alcune fratture, con lui Luca Morellato, anch'egli di Quinto, David Bergamin di Castelfranco Veneto e Tino Toldo di Caltrano, dopo che una valanga li ha travolti ieri mattina assieme alle 3 guide pakistane a quota 5.300 metri nel distretto di Gizzer, un'altitudine che ha reso possibili i soccorsi solo con gli elicotteri dell'esercito pakistano, 3 per la precisione, che si sono messi da subito alla ricerca dei 7 dispersi. La slavina, lo ricordiamo, ha provocato una vittima, uno degli alpinisti pakistani. Il post di Facebook di Tarcisio Bellò dice infatti: non una semplice valanga, stiamo bene, fa più male la perdita di Imtiaz, delle fratture. So che la moglie di mio zio è riuscita a parlare con l'ambasciatore italiano in Pakistan. Personalmente non ho avuto altre notizie. Ho avuto la fortuna di ricevere un messaggio WhatsApp da mio zio nel canale della nostra famiglia, che è sempre molto frequentato, e fortunatamente lui sta bene, e il suo primo pensiero comunque è stato per chi in questa brutta purtroppo esperienza non ce l'ha fatta, a dimostrare anche il grande cuore che mio zio ha in tutta questa vicenda. Ho il ricordo di mia nonna che quando suo figlio partiva per le spedizioni in montagna era sempre preoccupata che il figlio ritornasse a casa sano e salvo. Il morale credo sia buono e credo che stia pensando già alla prossima spedizione, conoscendolo. 2 cose ha avuto mio zio: esperienza e fortuna. Rivelazione del segreto d'ufficio, corruzione, turbativa d'asta e falso. Sono i reati contestati a vario titolo a ex funzionari pubblici della prefettura di Padova e manager della cooperativa Edeco, che tra il 2014 e il 2017 avrebbero collaborato insieme al fine di evitare i controlli da parte dell'autorità sanitaria e dei carabinieri sull'ospitalità data ai migranti. Oggi il GUP Claudio Marassi ha rinviato a giudizio 8 persone. Si tratta di dei due ex viceprefetti di Padova, Pasquale Aversa e Alessandro Sallusto, della funzionaria della prefettura Tiziana Quintario e dei vertici della cooperativa Edeco, coinvolte in altre inchieste anche a Venezia e Rovigo. Questi ultimi sono Simone Borile, sua moglie Sara Felpati, l'ex presidente Gaetano Battocchio, un dipendente e un consulente del lavoro della cooperativa di Battaglia Terme, imputati per reati minori. Il processo davanti al Tribunale Collegiale inizierà il 14 gennaio 2020. È sempre più infuocata la polemica sul futuro delle grandi navi a Venezia. Sull'ipotesi Marghera scende in campo l'ex ministro del Rio, intervenuto l'altra sera nel nostro talk show Ring, e con Toninelli è scontro aperto. Il progetto per portare le grandi navi a Marghera è composto da 2 fogli o è un tomo da centinaia di pagine?
Le polemiche politiche sempre più accese che scandiscono quotidianamente il futuro della crocieristica a Venezia si arricchiscono ora anche di un piccolo giallo. Secondo il ministro ai trasporti e alle infrastrutture Danilo Toninelli, più propenso alla deviazione delle grandi navi a Chioggia, sull'ipotesi Marghera in 20 anni si sono prodotte appena 2 pagine, anzi paginette. Secondo il suo predecessore, Graziano Del Rio, invece, sono molte di più. Probabilmente avrà perso il faldone, ma basta che lo richieda l'autorità portuale di Venezia e comunque l'abbiamo discusso per anni questo problema, quindi siamo veramente, no, se non ci fosse da piangere ci scapperebbe da ridere, perché veramente dire che ci sono 2 paginette quando ci sono centinaia di pagine di studi fatti da, ripeto, capitaneria, autorità portuale, proposte, discussioni fatte con tutti gli enti locali. Io sono veramente, come dire, senza parole. Quello che più che un giallo appare come un braccio di ferro tra 2 fazioni che sostengono idee opposte e inconciliabili si rafforza quando il Ministero dei Trasporti in un certo senso replica il suo ex titolare Del Rio, abbracciando la posizione di Toninelli e diffondendo una nota secondo la quale si conferma che circa l'ipotesi Marghera come soluzione per le grandi navi a Venezia non esiste alcuno sviluppo progettuale. Abbiamo soltanto, continua la nota, una sommaria analisi multicriteria su svariate opzioni, nulla che abbia a che fare con un approfondimento di progetto, anche solo a livello di fattibilità tecnico-economica. Ma a sostenere che su Marghera ci siano più di 2 pagine sono in parecchi, a partire dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Il progetto aveva una sua forza e una sua comparabilità con i pro e i contro di tutti gli altri progetti. Era stato approvato nel comitatone, si è perso un anno buono, si poteva continuare invece a lavorare e a quest'ora non staremmo discutendo di ipotesi fantasiose, ma staremmo invece cominciando a operare. Toninelli, le grandi navi le fanno a Marghera e percorrono già il canale di Malamocco. Adesso te lo mostro. Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha indicato la soluzione per le navi da crociera verso Marghera e il canale Vittorio Emanuele utilizzando una cartina della laguna fissa nello stand del Ministero dei Trasporti al Salone Nautico di Venezia. Non è per fare ancora polemica, ha aggiunto Brugnaro parlando ai giornalisti, ma voglio che la positività possa battere chi non ha idee. La politica, con Zaia ci siamo confrontati anche per le candidature, lui e Salvini si sentono spesso e non esiste alcuna divisione, anzi la loro unione dà questi risultati. Così il segretario D'Arei ieri sera a Ring parla anche della ricandidatura di Luca Zaia. Questa è una squadra che vince e non si cambia e gli uomini e i centravanti che abbiamo sono dei fuoriclasse. No, perché il fuoriclasse Salvini e il fuoriclasse Zaia. No, perché a molti sembra il caso Tosi, no? Di qualche anno fa, di 5 anni fa. Ma no, non potete fare. Cioè Salvini ha paura della potenza di Zaia o no? Come? Cioè Salvini ha paura della potenza di Zaia su questo territorio. No. L'unico grande altro leader nazionale potrebbe essere lui. Ma allora Salvini ha assieme a Zaia, Salvini, Zaia, Federica, Fontana, c'è una serie di amministratori regionali straordinari sulla parte più importante ed economica dell'Italia. Non si può pensare di distruggerlo o cercare di dividere un partito su queste cose, perché non ci riuscirete mai. Ma secondo lei io non mi sarei confrontato con Zaia su qualche nome? Sì. Cioè lei dice che i candidati sia nel 2018 che l'Europea c'erano degli zaiani. Non entra mai nelle scelte politiche, proprio perché lui si ritiene un amministrativo. Penso che il prossimo segretario o comunque commissario del Veneto lo decide solo ed esclusivamente Salvini, lo decide ascoltando sicuramente Luca Zaia e quindi creare il conflitto tra Zaia e Salvini è soltanto pura fantasia. So che Salvini e Zaia si sentono molto spesso e si confrontano molto spesso. Quindi cercare una soluzione di rottura su questo argomento è sicuramente sbagliato, anche perché non c'è motivo di esistere. Lei ha dato le dimissioni, no? No, io non ho dato nessuna dimissione.
Perché durante la campagna elettorale comunque c'era il commissario, no? Durante la campagna elettorale sono stato sospeso. Esattamente. Quindi adesso chi è? È lei? E sono ancora qua. Non dare dimissioni. Ma ho capito, vi do fastidio? No, è quello, no, però dico, perché ci sia una decisione. No, ma lasciate che sia il mio segretario federale a trovare una soluzione. La cronaca, tragedia sabato sera a Villa Fiorita, Monastere, in provincia di Treviso. Riccardo, di appena un mese, è morto dopo l'ultima poppata. I funerali si svolgeranno dopo l'esame autoptico chiesto dai genitori per capire cosa sia accaduto al loro piccolo. Doveva essere un giorno di festa, il matrimonio di una coppia di amici, ma per i genitori del piccolo Riccardo Muradoro si è trasformato in tragedia. La famiglia, mamma Sara, papà Emanuele e 2 figli, si trovavano a Villa Fiorita e stavano festeggiando, intorno alle 20, l'ultima poppata di Riccardo, di appena un mese. Immediatamente il piccolo, nato lo scorso 16 maggio, si è sentito male, faceva fatica a respirare, aveva tutti i sintomi di una crisi cardiaca. È stato soccorso e rianimato da un ospite, poi la corsa in ambulanza per l'ospedale di Treviso. I medici hanno tentato di stabilizzarlo per poterlo trasportare a Padova, ma nonostante i tentativi dei sanitari il bimbo non ce l'ha fatta. Sotto shock Salgareda, il paese dove la famiglia vive ed è molto conosciuta. Sul corpo del neonato i genitori hanno voluto venisse disposta l'autopsia per fare chiarezza sulle esatte ragioni che hanno portato alla morte del loro piccolo. Tragedia nell'Alta Padovana, pompa l'acqua per annaffiare il prato, ma una donna muore folgorata nel giardino di casa. Rientrando dal lavoro ha trovato l'anziana madre esanime in giardino. La tragedia in un'abitazione di Tombolo nell'Alta Padovana. Una donna di 74 anni è morta dopo aver azionato il motorino elettrico che pompa l'acqua del pozzo del giardino di casa. La vittima, Linda Facchina, è rimasta fulminata. A trovarla il figlio rientrando a casa per la pausa pranzo. La donna, uscita in giardino, ha inavvertitamente toccato dei fili elettrici scoperti che a contatto con l'acqua hanno provocato il cortocircuito. Il figlio, non vedendo la madre all'interno dell'abitazione, quando è tornato a casa è uscito in giardino e ha fatto la macabra scoperta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM che hanno constatato la morte. La salma è stata portata all'obitorio di Cittadella a disposizione dei familiari dopo il nulla osta del magistrato. I carabinieri intanto hanno eseguito i rilievi. Nei prossimi giorni proveranno a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. È stato sentito dal giudice il 50enne marocchino accusato di aver tentato di dar fuoco alla figlia perché vestiva l'occidentale. Non ho versato quella benzina, non l'ho picchiata, non sono un fondamentalista ma solo un padre preoccupato, ha spiegato l'uomo che intanto rimane in carcere. Rinnega ogni accusa il padre di origini marocchine raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto raccontato da moglie e figli, l'uomo avrebbe tentato di dar fuoco alla figlia sedicenne cospargendola di benzina. Accuse che l'uomo respinge categoricamente. Ha negato assolutamente, il giudice ha fatto specifica domanda riguardo al discorso del tentare di dare fuoco con la benzina, ma lui ha negato assolutamente quell'episodio. Io ci credo. Lo conosco da una ventina d'anni, continua il legale, sia perché abitavamo entrambi ad Arcade, sia perché in un paio di occasioni l'ho difeso per guida in stato di ebbrezza. Sono reati di un certo allarme sociale sicuramente, ma non sono reati violenti, di sangue o comunque del tipo di quello che gli è stato contestato. Secondo le accuse l'uomo avrebbe sversato da una tanica della benzina addosso alla figlia. Tanica che pare che addirittura non ci sia neanche. Non c'è nessun integralismo religioso, spiega ancora il suo legale. Non è vero che una pressione religiosa, di islamismo integralista, cose di questo genere, assolutamente. E il problema era che come padre, cinquantenne, egli si preoccupava dell'andazzo di vita che stava conducendo la figlia in questi ultimi tempi, delle frequentazioni. I giovani sono quelli che sono, nessuno dubita di questo. E anche se un giovane fa delle scelte, non per questo bisogna picchiarlo, ma lui nega di averla picchiata. Voglio venga fatta chiarezza, dice alla fine l'avvocato Bonazzi. Vedremo con colleghi insieme se sarà il caso di andare a riesame o comunque di produrre documentazione a 4 avvisi al giudice per poter redigere un'istanza di scarcerazione.
Siamo allo sport, il basket, perché ieri sera in gara 3 la De Longhi Treviso ha battuto Capodorlando e dopo 7 anni ritorna in Serie A1. Incontenibile ieri sera la festa della città che ha festeggiato questo importante ritorno nella massima categoria. Vediamo. Sono le 22:49 quando davanti a Porta San Tommaso esplode l'urlo di gioia dei tifosi. Dopo 7 anni il basket trevigiano ritorna in Serie A. In migliaia, tifosi e appassionati si sono radunati sotto il maxi schermo di Porta San Tommaso. Un colpo d'occhio unico, un mare di persone che ha inseguito con trepidazione l'avverarsi del sogno, sottolineando con un boato ogni singolo punto. Sullo schermo la partita dominata da Treviso, anche se all'ultimo quarto Capodorlando recuperava terreno, ma gli ultimi decisivi punti sotto canestro ridanno fiducia e la marea celeste comincia a cantare Serie A già prima del fischio finale, quando l'impresa diventa realtà. Sempre con te sarò e mai ti lascerò. Una delle più belle Serie A che abbiamo conquistato, è un gruppo di ragazzi che si sono, battuti sempre come i leoni. Siamo tornati al grande basket, ci siamo ripresi il nostro posto, siamo finalmente di nuovo in Serie A e adesso partono nuovi obiettivi, non ci fermiamo qua, abbiamo ricostruito il basket di Treviso. Adesso godiamoci questa vittoria fantastica. Da Porta San Tommaso partono i caroselli di auto, sventolano le bandiere e suonano i clacson per le strade. Poi un fiume di tifosi si riversa nelle vie del centro, una passeggiata nel cuore di Treviso con il cuore in festa e con la Serie A in tasca. Una passeggiata trionfale attesa e sognata da tanto tempo. Sant'Agostino, Loggia dei Cavalieri, Piazza dei Signori. Il colpo d'occhio della festa trevigiana è unico. Nei cori, urlati a squarciagola, si sprecano i riferimenti alla storica rivale Fortitudo e a quel derby con Venezia che i tifosi già assaporano, così come il prossimo inevitabile obiettivo. Come detto è stata gara 3 a consegnare a Treviso il ritorno in Serie A1. La De Longhi si trovava in vantaggio 2-0 nella serie ma doveva superare lo scoglio trasferta e così è stato. La retina che si infiamma è una squadra che vola. La sceneggiatura del film che riporta Treviso in Serie A porta la firma di un grande regista a nome Max Menetti. È gara 3, quella da non sbagliare. Al Palaverde la De Longhi ha dominato, ma in terra di Sicilia c'è da scommettere che Capodorlando venderà cara la pelle. La ricetta allora è una al Palafantozzi: attaccare alla gola, subito. Un primo quarto intensissimo, fatto anche di colpi proibiti, con le squadre che restano a contatto, divise da un solo punto. Poi la seconda frazione di gioco. Imbro e Logan mettono benzina nel motore ed è soprattutto il professore a macinare punti. Sarà lui nel terzo quarto a scavare il solco decisivo con le sue bombe che spezzano i siciliani. (47-59) all'inizio dell'ultima frazione, quella nella quale Parks e compagni fanno di tutto per accorciare le distanze davanti ai loro tifosi. Si arriverà fino al -4, cardiopalma per i tifosi di Treviso sugli spalti e in città davanti al maxi schermo, ma è ancora lui, David Logan, a chiudere il discorso. 36 punti, 8 su 8 da 2, 6 su 12 da 3, MVP delle finali strameritato e festa che si palesa sul parquet.
L'ultimo metro percorso, il cappotto è servito, la storia bussa dalle parti di Treviso. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, riapre il planetario di Padova, completamente rinnovato con una risoluzione 8K, il primo in Italia e tra i primi in Europa per un'esperienza completamente nuova. Quando il planetario di Padova ha aperto i battenti 10 anni fa, completamente digitale e con una videoproiezione a 6 canali, la struttura era già all'avanguardia. Oggi, con migliaia di presentazioni all'attivo e 300.000 visitatori, il planetario Lex Macello riapre al pubblico con un ambito primato tecnologico. Grazie ai proiettori di ultima generazione, computer nuovi di zecca e software all'avanguardia, lo spettacolo è davvero impressionante. La grossa novità è che abbiamo rinnovato completamente il planetario dopo 10 anni di funzionamento del vecchio, abbiamo fatto 25.000 ore di funzionamento, 7.500 e passa show, presentazioni e 320.000 visitatori, quindi è passato del tempo, ma è passato molto piacevolmente perché abbiamo dei riscontri formidabili. Il passaggio alla risoluzione a 8K, fra le più definite al mondo in questo momento nel settore, garantirà colori brillanti e un grande contrasto nelle immagini proiettate sulla volta del planetario. I nostri astronomi sono diventati bravissimi e riescono ad accontentare sia i bambini che i professori universitari a tutti i livelli. Il software nuovo che abbiamo consentirà loro di produrre più rapidamente le programmazioni degli spettacoli. Il prossimo appuntamento è in programma a luglio in occasione dei 50 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna, nel corso di una settimana densa di appuntamenti per ricordare l'impresa. Il consumo di suolo è il grande male dell'Italia in genere e del Veneto in particolare. Preservare il bene più prezioso, la ricca terra e il paesaggio, sembra ormai un'impresa disperata al di là delle promesse bipartisan della politica. È a questo punto, dopo l'incrocio che porta a San Zeno, che ti si apre immediatamente sulla tua destra il massiccio del Grappa. Dici sto arrivando a Bassano, ma improvvisamente succede qualcosa, che la visione del Grappa sta per essere totalmente occlusa, perché qui sulla destra sta nascendo qualcosa. Le colonne di cemento sono piazzate, tra un po' arriveranno i pannelli prefabbricati, il cemento occluderà per sempre quello che i viaggiatori da Padova verso Bassano sulla Valsugana hanno visto per secoli e secoli, ovvero la visione del Grappa prima di entrare a Bassano, e Bassano a questo punto perde un suo simbolo identitario, è quello che si chiama tranquillamente la cancellazione di un paesaggio. La vicenda è paradossale, un grande centro commerciale che nasce, tra le perplessità di molti, di fronte a un altro grande centro commerciale. Di fronte ancora il tipico muro in ciotoli di Brenta e mattoni del Bassanese a delimitare, ironia della sorte, un'azienda vocata alla coltivazione di prodotti biologici che tiene la sua bandiera di sostenibilità come un'oasi nel deserto. Dall'altra parte betoniere gettate di cemento, impermeabilizzazioni di tutto il terreno. Tra l'altro questa è campagna, sono campi ricchi, sono campi che danno molto alla terra e a chi la coltiva, e questo era un campo fino a pochi mesi fa. Ecco quello che si dice il consumo di suolo. Il centro commerciale arriverà quindi dopo aver divorato campi e paesaggio in pochi mesi. Le perplessità e le proteste a livello politico e le associazioni commerciali di categoria per questa pianificazione del territorio di Cassola non sono servite a nulla. Se timbri e autorizzazioni lo permettono, nessuno potrà fermare la retorica del centro commerciale uguale posti di lavoro, laddove gli esempi che arrivano da oltreoceano raccontano di un arretramento di queste strutture colpite dal mondo che cambia e dagli acquisti online. Ma nel frattempo il territorio e il paesaggio è scomparso per sempre. Non tutte le costruzioni sono sbagliate, ovviamente, anzi, spesso si integrano con il paesaggio, landmark li chiamano gli inglesi, ovvero i segni della terra, quelli che ti segnano
un qualcosa di preciso. Per esempio è un landmark, è il Tempio Ossario, perché si integra con il paesaggio che c'è dietro, il Monte Grappa, e anzi racconta qualcosa che nel Monte Grappa è accaduto, ovvero la guerra stessa. Un libro di testo delle superiori mette il fiume Piave a Bassano e l'assessore regionale all'istruzione Donazzan chiede il ritiro del libro scolastico. Per decenni ci hanno raccontato che il ponte degli Alpini a Bassano unisse le due sponde del Brenta, fino a quando un manuale Mondadori per le scuole superiori non ha ristabilito una fondamentale verità storica. Bassano è sul Piave e il suo celebre ponte è il simbolo della resistenza sul fiume sacro alla patria dopo Caporetto. Un boxino con foto, come si dice in gergo, è piuttosto chiaro il proposito. La lunga didascalia della foto del Ponte Vecchio ci racconta che questo ponte sul Piave è situato in provincia di Vicenza e dopo Caporetto divenne il simbolo della resistenza sul Piave, un evento eroico che ispirò numerose canzoni e cita appunto il feroce verso bellico, là ci darem la mano ed un bacin d'amore. Noi non pensiamo che sia stata la professoressa Vittoria Cavani, autrice di Storia e Progetto, edito appunto da Mondadori e bollinato dal Ministero dell'Istruzione come tra i testi adottabili per il quinto anno delle superiori. Si tratta chiaramente di un brutto errore redazionale. L'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, ipersensibile sull'argomento, chiede subito alla casa editrice di ritirare il libro di testo e di rimediare al madornale svarione, non risparmiando neppure il grado di cultura dei funzionari ministeriali preposti ai testi. D'altronde il Piave ha già causato non pochi problemi, oltre che agli austriaci, anche ai tanti giornalisti e insegnanti disattenti, da quando il maestro napoletano Mario, nel 1918, scrisse La leggenda del Piave, dove la canzone ricorda che il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. Da lì a pensare che la frontiera del Regno d'Italia con l'impero austro-ungarico nel 1915 fosse il Piave e non lo Judro in Friuli è stato un tutt'uno e non c'è stato più verso di riportare la geografia storica al suo posto. Ma ora la Mondadori dà il colpo finale alle cartine geografiche, un po' come un navigatore impazzito che ti porta il Piave a Bassano. E ti va bene che non ci metta anche il Carso al posto del Grappa. È il Brenta, negletto protagonista di questa vicenda, che dice: ora anche lui vorrebbe l'autonomia dai milanesi della Mondadori, dai romani dei ministeri e dai pasticcioni di tutto il paese, facendo risuonare il suo celebre motto: e il Brenta mormorò, non passa lo straniero. Appuntamento speciale questa sera con 20:10 per vivere con voi la festa della Treviso Basket, è tornata in Serie A1, il collegamento in diretta con Piazzale Burchiellati dove sarà in corso la festa azzurra, bianco-azzurra. Al termine alle 21:30, sempre su Antenna 3, rivedremo proprio la partita che ha consegnato alla De Longhi il ritorno in Serie A1, gara 3 contro Capo d'Orlando. È davvero tutto, adesso previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Le nostre regioni continuano ad essere protette dall'anticiclone e dunque prosegue il bel tempo. Vediamo il dettaglio di mercoledì 19 giugno. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo al massimo poco nuvoloso dappertutto, salvo per qualche nube in più sui monti bellunesi, dove non si escludono anche degli acquazzoni a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime comprese invece tra 26 e 33 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, la giornata risulterà infatti all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque, tuttavia con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime comprese invece tra 25 e 28 gradi circa. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Durante le ore pomeridiane, tuttavia, sarà possibile qualche occasionale temporale. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra 28 e 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.